La vera via di uscita è quella che, finito questo travaglio, prima o poi finirà come tutte le cose, e si esca dal cappello non un nuovo partito ristrutturato, ma esca movimento. Fare un passo indietro, guardare al passato per costruire il futuro. Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia è questa la ricetta giusta per il Carroccio. Il problema della Lega è quello di essere passato da movimento a partito, di aver tolto la mimetica per mettersi in giacca e cravatta. Bisogna tornare alle origini, perché al di là di ciò che accade alla Lega, il leghismo è più che mai vivo, ha spiegato il presidente del Veneto. L'anima movimentista vuol dire coinvolgere tutti a prescindere, non avere delle preclusioni dal punto di vista ideologico rispetto alle persone che tu hai di fronte, non avere delle posizioni ferree rispetto ad alcuni temi anche etici, ma soprattutto affrontare il tema dell'autonomia, del federalismo dei nostri territori in maniera movimentista. La voglia di un riscatto e di un confronto sui temi cari alla Lega è quanto espresso nella sede del Carroccio di Treviso durante il primo incontro tra i segretari delle 10 circoscrizioni provinciali e il commissario Ivano Faoro. Durante la riunione è emersa la volontà da parte di tutti di organizzare la tradizionale festa della Lega di Treviso, quest'anno però diversa rispetto alle precedenti edizioni. Di sicuro non si terrà più al Prato della Fiera, nei prossimi giorni si valuteranno varie ipotesi e verrà individuata la location migliore. Probabile che ad organizzare la festa siano una o più circoscrizioni insieme. Faremo la festa della Lega. I tempi li decideremo questa settimana, molto probabilmente sarà a fine mese o primi mesi di ottobre, perché gli impegni elettorali e anche del nostro partito nel mese di settembre sono molti e quindi ci impegnano.